E Signore, che zona è che ci troviamo? Zovon di Vo. Zovon di Vo, mi ha detto il Signore. Ho voluto fare sto strappo qui, dai. Ho fatto tutto il Ruvolon, poi ho fatto la strada per portarmi qui. Adesso deve essere più facile, Ho fatto il più duro. Un abbraccio a tutti i miei amici di YouTube, che mi seguite tantissimi e che dopo condivido con i social, soprattutto su Facebook. Un abbraccio da Zovon. E anche il Signore vi saluta. Arrivederci, grazie. Video. Faccio un panorama così. Così che faccio vedere la salita. Posso lasciarla lì? Sì. Grazie. Oggi ci troviamo qui da Zovon di Vo. Ho voluto fare sto strappo duro qui. Adesso ve lo faccio vedere. Qua abbiamo della strada bianca, vedete, senza asfalto. Tanto per rendervi conto ho voluto farvela vedere, perché merita. Praticamente finisce lì questa strada. Qua c'è il portone dove si entra su questa fabbrichetta che sono entrato io, che il Signore mi ha detto che è Zovon di Vo. Qua vediamo un po' di panoramica. I nostri colli Ugani. E ora, come vi ho detto, ho fatto sto strappo che comprende questa strada qui senza asfalto, che vedete arriva il camion. Un po' più avanti sono arrivato io con la bicicletta, ve l'ho fatta vedere. C'è un po' di panoramica e poi c'è un pezzo di strada con una griglia qua, finito la strada bianca, tutto di cimento, asfalto assieme, più mi pare tutto cimento, come un porfilo, pavè, una cosa del genere. Guardate che panorama. Come vi ho detto, ci troviamo a Zovon di Vo. Poi io ritorno di nuovo a Ruvolon, che l'ho fatto tutto, che venivo su da Strada Battaglia, ho fatto Montegrotto, ho fatto Torreglia, ho fatto Luvigliano, Tre Ponti, e poi sono venuto su per la salita di Ruvolon, che sono andato fino in centro a Ruvolon, e poi sono venuto su per quei posti qua. Vedete che tira? Ma è una soddisfazione, dai. Ogni giorno vado sempre meglio, non credo neanch'io sono riuscito ad andare in forma in fretta così, fare che pendenze qua. Veramente, guarda, qua c'è un ulivo, guardate che meraviglia, e qua vedete l'uva, tutti i vigneti e tutta sta salita qui che continua ad andare giù, che ora lo facciamo in salita dopo. È un bel strappo. C'era strada chiusa, ho detto ma sì, provo ad andare, e invece sono andato avanti un pezzettino, dai. Guardate che meraviglia, zona fantastica. I Colli Ugani è una meraviglia unica, veramente unica. Guardate, guardate, bellissimo. Vedete, tutta asfaltata.
Pare mica, ma è un pezzettino, un bel strappo questo qui, Guarda che panorama. Tutti i vigneti. Guardate che meraviglia. Sempre questa è la salita. Io sto andando giù in discesa. Adesso vediamo tutti gli ulivi, che meraviglia, guardate che meraviglia, tutti gli ulivi, e questa è sempre la salita che ho fatto. Pure loro vedete che è girato di là, e io invece sono venuto su per questo strappo qua. Guardate che meraviglia sti ulivi, fantastici, fantastici. I colli ugani sono non meravigliosi, bellissimi. Un patrimonio abbiamo che non sappiamo neanche. Io praticamente sono venuto su da lì. Voi avete visto che il corridore ha girato, invece io sono venuto dritto sopra di qua. Io praticamente sono venuto su di qua. Perché qua quando arrivi su quel punto qua, dopo si va giù in discesa, vedete? Si va giù in discesa. Se voglio posso andare a casa anche di qua, se no ritornare al Pardubolon di nuovo. Come voglio, se vediamo. C'è posto da dormire, il castagneto di Zatterinlino, sui colli ugani. Questa è sempre la discesa che sto facendo io, che praticamente sono venuto su. Vedete come che tira? Ecco, fino qua, che vi porto un attimo qua dove che ho letto. È una meraviglia qua, Una meraviglia. Che spettacolo i colli ugani. Maria. E questo è l'agriturismo. Un altro agriturismo ancora questo qui è. Questa è sempre la strada su cui so io, che venivo da Ruvolon. Eccolo qua. Agriturismo. La Roccia. Azienda cucina enoteca. Sarebbe qui. Qua vedete degli ulivi. Guarda che bello anche qui. Che meraviglia. Gli iguani ci sono di quei posti che sono meravigliosi, meravigliosi. Vedete anche azienda agrituristica La Roccia. Comune di Vo, infatti. Che meraviglia, vedete? Guardate sti ulivi, che meraviglia, che panoramica meravigliosa. Devono avere il vino buono qui anche, C'è la botte. Prenderanno anche il vino. Eccolo qua. Ricordatevi, agriturismo
la roccia, Azovodivo, che meraviglia. Adesso ritorniamo, vi faccio di nuovo però salendo, ma prima avevo fatto già di pezzi molto duri prima di arrivare qui, però dai, vi faccio vedere un pezzettino perché mi vuole troppo tempo, se no. Aspetta che vi faccio vedere un attimo anche qui, poi ritorniamo per la salita. Ah, c'è un santuario qui, che bello! Che zona meravigliosa. Salto la catena, allora baltarmi. Eccoci qua. Se voglio posso andare giù di qua, o se no ritornare dove sono venuto su, come voglio. Guardate che panorama. In modo ho fatto tutto il pezzo più duro io, perché adesso qua si va sempre giù. Questa è un'azienda agricola qua. Aspetta, vediamo se troviamo i proprietari. Buono? Non vedo nessuno. Bene, dai, andiamo, è un'azienda agricola. Guardate che panorama, tutti gli ulivi, che bellissimo, che meraviglia. Ah, fanno il frantoio qua, eh sì, adesso ho visto la tabella, c'è anche il sole. Martini prodotti per agricoltura, frantoio Martini, produzione di vendita di olio extravergine d'oliva. Eccolo qua. Frantoio. Ecco qua riusciamo a leggere bene. Che meraviglia. Riesce a vedere perché vedi che il sole là, vediamo se, ecco così, che va un fio contro, che meraviglia. Proviamo ad andare un po' più avanti qui, vediamo se troviamo qualche altro agriturismo. Vediamo se dove che sono venuto io a mangiare con Giuliano Calore, quel grande campione che va via in bici, che adesso ha 81 anni e mezzo, ha fatto la storia del ciclismo estremo. A Berlino ha preso la medaglia, il re del ciclismo estremo, che mi ha portato a mangiare, penso che sia su quella zona qua, adesso vediamo. Però vedete che posto meraviglioso, eh? Maria Signore, è una meraviglia qui, è una meraviglia.
no, può darsi più avanti, qua no, però che meraviglia, guardate, che meraviglia, quanti olivi, che meraviglia. Che meraviglia. Zona di olivi. Sì. È zona di olivi qua. Guardate che vigneti, che meraviglia, eh? La meraviglia è una meraviglia qui. Abbiamo che bellezze noi qua sui Colli Euganei, tutti ci invidiano. Io ho la fortuna anche di stare bene, di poterli fare anche in bici, vedere tanti posti, un po' di fatica, però quando si è allenati dai, si va su qualsiasi pendenza. Ho fatto il Pirio, è stato ieri mi pare, sì, no, l'altro ieri, il giorno 23. Vediamo se è qua dove sono venuto con Giuliano Calore, che mi ha portato a mangiare, che abbiamo festeggiato, che gli hanno dato la coppa, si è mangiato da Dio. Vediamo se è qua, perché siamo venuti sul Pavò. Vediamo che panorama, quanti vigneti, che panorama. È sempre giù, si va qua. Eccolo qua. Sì. Ma se riesce, perché c'è la cosa. Ogni modo agriturismo Monte Altore. Sabato, domenica, altri giorni su prenotazione. Al sabato, domenica venite a mangiare qui, è un spettacolo. A Zonvon di Vo. Eccolo qua. C'è anche il vino qui. Azienda agrituristica Monte Altore. Siamo sul Monte Altore qui. Peccato che è chiuso, se no vi facevo vedere un po' di panorama dentro. È una meraviglia, dai. Abbiamo visto anche questo, dai. Adesso ritorno su dove c'ho la bici. Che c'ho anche il sole contro. Abbiamo trovato l'agriturismo dove mi ha portato Giuliano Calore. Lui praticamente ha 13 Guinness World Record, è il re del ciclismo estremo. Oggi lui ha 81 anni e mezzo. Andiamo ancora per le scuole, gli metti i paletti a 40 cm, a 38 senza manubri e freni. I ragazzi impazziscono. E poi facciamo vedere in palestra qui, e poi facciamo vedere, io sono il suo assistente, facciamo vedere dei filmati suoi, delle imprese memorabili che ha fatto il passo dello Stelvio 33 anni fa con una gamba solo, con la gamba destra, in 1 ora e 36 minuti, pazzesco, tutta la salita
poi c'è anche il record lui di quella salita lì, in 1 ora e 17 minuti e dei secondi, se non mi viene in mente il momento, 17 secondi mi pare. Ha battuto un certo Bernardino che aveva lui la scalata dello Stelvio di 2 minuti e qualcosa, però Binot aveva 100 km, però 100 km lo sapete che in gruppo è tutta un'altra cosa, però la scalata quello gli ha messo. Pensare che Giuliano era senza manubrio, perché il freno non conta andare su, però senza manubrio Fare tutti i tornanti allo Stelvio senza manubrio non è mica facile se non hai delle qualità te. È incredibile a ogni modo, dai. Gustatevi sto panorama che vi dico. Ho voluto sottolineare di Giuliano Calore. È una persona speciale, buono. Avrebbe meritato tantissimo di più di quello che ha. Perché lui veramente ha fatto cose che ha rischiato la vita. Non ci sono parole. A oggi nessuno è riuscito a imitarlo. Qui ora trovate anche l'olio qui. Adesso io vado alla bici, vai. E in mani sicure la bici, perché c'è un'azienda lì. Qua fanno l'olio, come vi ho detto, frantoio. A Zovon di Vo. E qua. Va su proprio dove devo andare su io. Incredibile. Il castagneto, come vi ho detto prima, di Zattarino, trovate anche da dormire. Vi faccio vedere di nuovo, dove lo ricordate, a Zovon di Vo. Mi ha girato subito qua il trattore. Vi faccio vedere la salita. Qua c'è una panchina a sedersi. Quanto belli sono sti ulivi. Una meraviglia, è vero. Che spettacolo. Ed è innamorarsi, vedere tutti sti ulivi fantastici, che belli. Però tira, è una bella salita.
Cavolo, una bella salita questa qui, tutti i vigneti, che panoramica ragazzi, che spettacolo. E questo ho fatto l'ultimo strappo che ho detto. Sono incantato dagli ulivi. Salve signora, che bellissimi sti ulivi, una cosa bellissima, meravigliosa. Siamo Zovon di Vocua, vero? Meraviglioso. I Colli Euganei è un patrimonio che non se ne rendiamo neanche conto di quanto belli che sono. Io sono dopo Padova, ho fatto Albignasio, Maserà, 2 Carrare, poi sono andato fuori vicino a Battaglia Terme, sono tornato indietro, ho fatto Montegrotto, Torreglia, Novigliano, tutta la salita di Ruvolon dal parco di Tili, da clinica, e poi ho preso da là, sai che finisci Ruvolon, più avanti sono su da là, e ho voluto fare sto strappo in bicicletta duro qua, fino in cima. No, in bici sto facendo vedere la salita che ho fatto per i miei appassionati che mi seguono su YouTube e su Facebook. No, la bicicletta l'ho sopra là. A fine della cosa c'è un signore che sta lavorando, me la custodisce. La saluto. Buona giornata anche a lei, meraviglioso sto posto. Adesso lo faccio a piedi, come che ho fatto a Petrarca, il Pirio, Monterico. Cosa volete di più? Che meraviglia sti ulivi, è una meraviglia. Che bello. Che venga un po' più fresco, va. Guarda cosa che tira sta salita, che soddisfazione. Non contento di essere arrivato qui, che finiva l'asfalto, ho voluto fare anche l'ultimo pezzo. Guardate che veduta di vigneto, vedete che è proprio di cemento, piastrone, come un pavè. Vi faccio vedere, vi rendete conto da cosa, come che tira questa salita qua, è veramente bestiale anche questa, C'è un cagnolino che è venuto a trovarmi. Guardate che panorama, che salita anche questa, bella, vedete? È un pavè praticamente, una specie di pavè, sono tutte piastre in cemento. E poi non domo, ho fatto anche il pezzettino dove c'era il cancello aperto, che era zona privata. Adesso ritorniamo, bevo un goccio e riparto fino a casa.
incredibile, strada bianca, però vado giù che 50 metri qua. Salve signore. Signore, la saluto, anche a lei buon lavoro e grazie per la bicicletta che mi avete custodito.